Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo da Fermo Pizza, siamo qui al Vomero. Vi faccio provare dei tranci di pizza che sono la fine del mondo. Mi raccomando, come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like a questo video. Anche il posto in cui vi porto oggi è super centrale, si trova al Vomero su via Cilea. Lo raggiungete facilmente con la metropolitana e guardate quanti tipi di pizza ci sono. E questi sono solo alcuni, perché loro sfornano in continuazione. Ok, devo ammetterlo, io ci sono andata giù pesante. Questi sono i pezzi ordinati e io sono pronta per assaggiarli tutti quanti. Allora, come pizze ho preso margherita, prosciutto cotto e crocchè, ovviamente mozzarella sopra. E poi questa è una parigina con polpettine e melanzane, che secondo me è una bomba assurda. Io direi che inizio proprio da questa. Bella piena piena. E ora me la mangio. No, aspetta un attimo. Devo recuperare la polpetta da dentro. Io non mi vorrei sbagliare, ma secondo me queste sono le polpettine dell'Ikea. Non sto scherzando, ma secondo me queste sono le polpettine dell'Ikea. Ne vuoi una? Tu dici sempre questo. Assaggia anche la regia. Ah, molto buona. Bella piena, non è quella parigina che è povera all'interno, è secca. No, invece è bella umida, bella corposa. Secondo me qua hanno abbondato anche con i condimenti, però molto molto buona. Non riesco a smettere di mangiarla. Adesso andremo con quella con prosciutto cotto e crocchè, che mi ispira veramente tantissimo, veramente veramente tantissimo. Sono così buoni che anche se sei sazio vuoi mangiarne ancora. Questo è bello pieno, è bello, bello corposo. Qua ci sarà sicuramente un tris di olio. Comunque mi piace molto, vedi, bella abbrustolita sopra. Questa è proprio è crunchy. Un po' di pepe sopra i crocchè, bella fatta, mi piace molto. Sotto pure è ben cotta ma non bruciata, cosa molto fondamentale. E ora andiamo all'assaggio perché sto morendo di fame. Com'è bello mangiare, ragazzi. Questa è molto molto buona. Non è la prima volta che la mangio, ma non si smentisce mai. Secondo me è top. Questa mi piace, non che la prima non mi piacesse, però questa forse mi piace un po' di più.
Adesso andiamo a provare la pizza per eccellenza che a Napoli va provata, non puoi non provarla. L'ho lasciata per ultima proprio perché ho deciso di mangiare prima quelle un po' più complesse, un po' più particolari, per poi passare alla classica, pulitissima, clean, perfettissima margherita. Si presenta in questo modo, veramente interessante, curiosa, suadente, oleosa, margheritosa, corposa, e ora direi passiamo all'assaggio perché la voglio mangiare, dato che qui da Fermo Pizza la margherita è una delle mie preferite, dopo la siciliana. Quindi direi di andare all'assaggio, di provare questa fantastica pizza e di dilettarci in sua compagnia, insomma. Questo posto è veramente top quando avete voglia di mangiare una cosa al volo, molto veloce, anche perché tra l'altro avete una vasta scelta e sono così tanti i tipi di pizza che fanno che letteralmente hanno un inizio ma non hanno una fine. Puoi scegliere veramente tra tantissimi tipi di pizza, di tranci di pizza, che poi per la forma sono veramente tanto grandi. Comunque andiamo all'assaggio, poi vi racconto qualche altra chicca sul posto. Ha sempre quella leggera croccantezza che mi sollazza veramente tanto, ma per il resto è veramente eccezionale. Giuro che è una delle mie preferite. Posso mangiare la pizza con sopra il pulled pork, le patatine, il croquet, ma la margherita resta sempre e comunque una delle mie preferite. Abbiamo appena finito le nostre pizze, però c'è una cosa che volevo sottolineare e che non ho sottolineato prima, ovvero che i tranci di pizza che avete visto, quello che ho mangiato io, in realtà era metà, perché ho deciso di prendere 3 pezzi di pizza diversi, divisi però per 2, in maniera tale da poter provare più gusti di pizza, insomma. Quella che ho preferito maggiormente è sicuramente la margherita, che vi ho detto ha un gusto molto particolare, mi piace tantissimo, non riesco mai a dire di no alla margherita. La cosa buona del posto è che oltre alle porzioni abbondanti il prezzo dei singoli tranci non è neanche eccessivo. Per un pezzo di margherita, 2 pezzi di pizze farcite, over farcite oserei dire, una birra e una bottiglietta d'acqua, ci ho speso 13,50 € e basta. E abbiamo mangiato in 2 tra l'altro, quindi direi che il prezzo è anche abbastanza buono. Come voto mi sento di dargli un 8 pieno perché è veloce, mangi veramente, c'è una vastità di roba da poter scegliere infinita. Ovviamente ricordati che c'è molta gente spesso e quindi i gusti un po' più particolari e quelli più sfiziosi magari finiscono anche prima. Il servizio tra l'altro è ottimo perché sono super gentili, il posto è centrale, quindi per me l'8 pieno ci sta, assolutamente sì. Io vi ricordo come sempre, se siete arrivati alla fine di questo video, di lasciare un like e un commentino per farmi sapere se ci siete mai stati, oppure magari mi potete far sapere qualche altro posto in cui poter andare a mangiare. Grazie a tutti, noi ci vediamo al prossimo video.